Dopo 255 giorni l'Este torna nella sua vera casa, torna nel suo vero stadio, torna nella vera Arena dei Leoni. Amici giallorossi, un saluto da parte di Davide Mescoli. Fisca Framba, è iniziata Este Cesarano Bergamo, divertiamoci. Ibe è scivolato dalla Bernardina, ora Ibe se ne può andare, Ibe si presenta in aria. Moroni ci mette una pezza. Cola è partita in posizione regolare, al centro c'è Rosso, temporeggia Cola, poi la mette al centro per Rosso! Torna a ruggire il Leone di Este, Rosso, 1-0! Cola l'ha messa al centro per Rosso che con una zampata vincente batte Cavaliere, fa 1-0 per l'Este. Cola, punta, caccia che temporeggia, poi si accentra Cola col sinistro, può anche calciare centrale, para Cavaliere. De Vido, spazio a destra per Zanetti che può andare. Zanetti fa partire il cross centrale, Cavalieri, poi attenzione, palla che sfugge, c'è Giacomazzi in agguato, De Vido, stop e sinistro, brivido. Ibe, cross sporcato, ancora Cesarano Bergamo, Viscardi, palla che rimane lì, Bubas, 1-1. E con una palla vagante, con un campanile alzato, il Cesarano Bergamo la pareggia con Bubas che batte Moroni e fa 1-1. De Vido, sovrapposizione di Piccardi che arriva, De Vido, grande palla per Piccardi che la mette in mezzo per Rosso! Ancora Rosso, 2-1! Grande azione dei ragazzi di Mister Pagan, Piccardi la mette al centro e Rosso da sotto misura, da 2 passi, non può sbagliare, 2-1. Camilleri, alza per Ibe che protegge molto bene, poi Ibe calcia sul fondo. Giacomazzi adesso gioca con il cronometro. Infatti arriva il fischio di Framba, finisce il primo tempo e avanti l'Este 2-1. Si riparte con il secondo tempo qui allo stadio comunale di Este, una prima frazione fantastica di Davide Rosso, doppietta e 2-1 nel punteggio per l'Este. Ma fischia Framba e si riparte la seconda frazione. Cagliari, detta al passaggio, visto e servito, spazio per lui. Contromovimento di De Vido, visto e servito a gran palla, De Vido può anche calciare! De Vido riallunga ancora l'Este, 3-1! Cagliari ha visto il movimento di De Vido, grande movimento del 10, che poi a incrociare con il destro, batte Cavaliere, fa 3-1 per l'Este. Palla in mezzo, Camilleri alza un campanile, Moroni si rifugia in angolo. Calcio d'angolo per il Ciserano, Pizzi, palla che rimane lì, ancora un mucchio e poi Ronzoni, 3-2. Riaccorcia ancora il Ciserano Bergamo con Ronzoni, la palla è rimasta lì, non la vede partire Moroni, 3-2 del Ciserano. Calcio d'angolo per l'Este, Giacomazzi colpisce, palla che rimane lì, ancora Giacomazzi. Palla recuperata all'Este, adesso c'è una voragine al centro del Ciserano, può andare De Vido che calcia con il destro sul fondo. Moroni vuole andare a rinvio, trova la testa di Franzolini in gran palla perché è passata per Cola che si presenta in area, contatto, toccato, è calcio di rigore, è calcio di rigore per l'Este. Tutto pronto, fischia Framba, parte dalla Bernardina, 4-2, riallunga ancora l'Este con Dalla Bernardina. Dalla Bernardina apre il piattone, spiazza Cavalieri ed è 4-2 per l'Este. Caraffa fa partire il cross per Ibe che calcia, palla che rimane lì, Ronzoni! È tutto buonissimo, 4-3, Ronzoni! Incredibile, una partita faunistica in questo momento, è 4-3, l'ha riaccorciata ancora il Cesarano Bergamo. Cagliari, spazio a destra per Cola, visto e servito, Cola temporeggia, cerca un'idea, la mette al centro per Menato! Che arriva come un fantasma e mette il ghiaccio per partita, 5-3! Cola, grande palla per Menato, tutto solo, non può sbagliare, 5-3 dell'Este, che partita! Cala il sipario, l'Este batte 5-3 il Ciserano Bergamo e tira fuori gli artigli. Grazie per averci seguito, ci vediamo al prossimo appuntamento contro il Calvino Ale.